Ci troviamo in Corso Martiri della Libertà in compagnia di Pietro Rambuschi, già consigliere comunale per Forza Italia. Signor Rambuschi, cosa ne pensa di questo avvio della viabilità, questo cambiamento anche dei sensi di marcia nelle principali arterie qui del centro storico? Beh, sai, in questo momento è un po' di caos perché ormai da 48 ore che in funzione questa viabilità stanno facendo ancora la segnaletica, quindi un po' di trambusto c'è, però io sto notando, se non altro per quanto riguarda la famosa via Spalti, che una miglioria c'è, nonostante che io volevo la chiusura della via Spalti oppure il senso di marcia che rimanesse quello precedente. Miglioria in che senso? Miglioria nel senso che minor traffico attraverso via Spalti. Cioè adesso, avendo invertito il senso di marcia in via Spalti, lei mi sta dicendo che il flusso del traffico è diminuito? È diminuito perché una buona parte entra da San Giovanni e quindi diminuisce, soprattutto per noi, che era un problema grandissimo, era quello della notte. La notte tutti i giovani che venivano in centro storico, sui bar principali del centro storico, dovevano defluire per forza attraverso via Spalti, quindi tutti i tombini, che un sacco di tombini via Spalti, era un rumore notevole durante la notte. Oggi tutto ciò non c'è più perché defluiscono attraverso via Abbazia e via San Nicolò, quindi questa è una grande miglioria, si dorme finalmente di notte.